di quello che... Sì, allora al momento stiamo ancora facendo accertamenti, si tratta di due anziani, una novantenne e una 82enne, sono marito e moglie, sono stati trovati dal genero questa mattina intorno alle 6:30 nella camera da letto. Hanno feriti di arma da fuoco e che sono compatibili verosimilmente insomma, con un omicidio e suicidio, però su questo stiamo approfondendo e stiamo verificando insomma, la dinamica dei fatti. Quanti colpi sono stati esposti? Al momento stiamo accertando tra i 3 e i 4 colpi. Diretti a? Entrambi hanno ferite alla testa. E l'arma da fuoco? L'arma è una pistola calibro 9x21 che l'uomo teneva regolarmente. Si è consumato in che stanza? Nella camera da letto, tutto in camera da letto. E si sa presumibilmente quando, a che ora stanotte? No, stiamo ancora facendo degli accertamenti per il medico legale, stiamo ancora capendo insomma all'epoca a cui possa risalire la morte, però presumibilmente nelle prime ore della mattina. Come li avete trovati? Erano in camera da letto, la donna è a letto e l'uomo è ai piedi del letto. L'arma da fuoco? È una pistola calibro 9x21 che l'uomo riteneva regolarmente a casa. Ma è vero che ha altre armi all'interno? Stiamo facendo delle verifiche all'interno dell'abitazione. Comunque era regolarmente detenuto? La pistola è una pistola regolarmente detenuta. E lui aveva sempre comunque fatto tutti gli accertamenti, cioè Su questo stiamo ancora approfondendo. Quanti colpi? Sono dai 3 ai 4 colpi. Alla donna? Stiamo verificando in totale. Sono cose che ancora dobbiamo approfondire. Hanno lasciato i biglietti in casa, lui ha lasciato i biglietti in casa. Abbiamo trovato un biglietto sul quale poi stiamo facendo degli approfondimenti. Cosa si dice nel biglietto? Stiamo accertando. Sì, comunque insomma parlava della situazione e della sua situazione. La stanchezza, difficoltà di andare avanti, la stanchezza. Cose che insomma una persona che probabilmente aveva un po' di sofferenza, però stiamo verificando queste cose. Va bene?